Eccoci qua, amici della pesca e del mare. Sono Temossi Giorgio, questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. È parecchio tempo che non ci vediamo. Si avvicina la primavera, le condizioni sono ormai quelle primaverili. Il mare, le condizioni meteo generali non indicano niente di particolare e allora è forse giunto il momento di sperimentare qualcosa di nuovo. La scorsa estate vi ho portato insieme a me alla ricerca delle orate con un sistema di pesca antico ma allo stesso tempo funzionale, la pesca con il pane e il formaggio. Girovagando per il web in questo periodo mi sono dedicato a osservare con attenzione i video di Massimo Ardenti e Saverio Rosa, due pescatori eccezionali che ho veramente apprezzato tantissimo e che vi consiglio di andare a cercare. Io adesso non vi posso dire lo sponsor di questi pescatori incredibili, ma sono pescatori diametralmente opposti, la vecchia scuola per uno e l'esperienza massima di conoscenza sia della pesca che del luogo di pesca, perché stiamo parlando di una persona comunque molto molto esperta, e invece dall'altra parte un pescatore nuova generazione, tra virgolette, veramente ma veramente bravo. Sono tutti e due pescatori eccezionali che vi consiglio di andare a seguire. Con i loro video nella testa, tra l'altro video semplicissimi, due persone educatissime, cosa rarissima in questo mondo ormai, molto chiari, e quei loro video nella mia testa mi continuavo a domandare di che cosa si nutrissero i pesci lungo i fiumi, i torrenti che scaricano in mare. E ho voluto sperimentare un'esca, il lombrico, che di sicuro non scopro io oggi, non ho scoperto io per fare questo video, ma che era un'esca nuova che non avevo mai provato. Tutto nasce dalla domanda di che cosa si nutrono i pesci una volta che risalgono anche per diversi chilometri corsi d'acqua dolce. E questa domanda mi ha portato a immaginare che questi pesci non si nutrissero di microrganismi o organismi che trovano generalmente in mare, ma organismi viventi che vengono trasportati dalla corrente probabilmente da molto più lontano. E da qui l'idea dell'ombrico. Tutto quello che vi farò vedere in questo video è come sempre risultato della mia sperimentazione, del mio modo di pescare, quindi non prendetelo per forza come una regola fissa, mi raccomando. Quando andate a pescare, fatevi il vostro bagaglio di esperienza e cercate sempre di metterci del vostro. Scoppiazzate un po' qua e là, ma il bello della pesca è pescare con un sistema tutto vostro, che vi siete trovati voi, che avete sperimentato voi, che ci avete messo del tempo e della passione, e vedrete che sicuramente i risultati che avrete saranno 100 volte più gratificanti. Parliamo un po' della montatura. Io non sono uno molto tecnico, ma il mio passato è un passato da amante della pesca bolognese, soprattutto in passata. Passata che però io facevo nelle foci con generalmente un fondale sabbioso, quindi una montatura molto semplice a pallini, anche veramente lunghissima, che andava a essere trasportata sul fondo e non trovava mai in sassolini, sassi o quant'altro da andarsi a incagliare. Di conseguenza era una montatura anche di piombi, tutti della stessa grammatura, che seguiva la corrente e non c'era niente di più bello di vederla scomparire, di vedere il nostro galleggiante che piano piano seguiva la corrente fino a scomparire. Una meraviglia per gli amanti della pesca e soprattutto per chi pratica anche pesche diverse, molto più impegnative, molto più muscolari. Tornare a questa antica passione, all'apparenza molto semplice perché si pescano con canne leggere o fili sottili, che poi non è detto perché si rischia veramente di fare il pescione con poco e niente. È veramente meraviglioso. Detto questo, però, il mio passato e quello che ho sempre fatto nelle condizioni di fiume o torrenti liguri, nel particolare in Liguria, dove sono quasi sempre stretti a basso fondale, non è proprio particolarmente indicata perché è una montatura con tanti pallini e in una situazione dove non sappiamo com'è il fondo perché non è regolare, e soprattutto nelle foci dei torrenti liguri è difficilissimo trovare
della sabbia o comunque un fiume che sia completamente di sabbia, cioè, se non impossibile. Quindi rischiamo, no, con una montatura del genere, di andare a incagliare spesso e volentieri, o comunque di non fare una passata regolare. Qui i maestri Ardenti e Rosa, con i loro video su YouTube, sono venuti un po' in mio soccorso. La mia montatura, vedendo i video di questi due maestri che ho appena citato, l'ho un po' rivista, perché praticamente, seguendo un po' quello che ho visto fare da loro, che sono molto più bravi di me, cosa ho fatto? Ho raggruppato inizialmente una serie di pallini in modo tale da atterrare il mio galleggiante, e poi ho creato una serie di pallini invece di piombo morbido, anche molto pochi, a distanza, più leggeri, per far sì che il mio terminale, che non è più di 4-3 metri come era una volta, ma molto più corto, abbia un effetto di discesa molto più lenta. Quindi raggruppiamo i pallini per tarare il nostro galleggiante, e dopodiché facciamo una serie di pallini un po' più distanti, un po' più leggeri, e il nostro terminale non lunghissimo, in modo tale che il nostro galleggiante è tarato, la nostra lenza inizia a scendere sul fondo in maniera molto molto morbida e leggera, facendo un effetto più naturale possibile. Per la pastura ovviamente ho dovuto inventare qualcosa. Molti tratti di acqua, diciamo, dolce, che arrivano direttamente in mare, quindi stiamo parlando di non foci ma tratti un po' più a monte, sono generalmente battuti, quindi c'è chi pesca con i gattini, c'è chi pesca col pane, e sono generalmente molto pasturati. Di conseguenza ho pensato forse che era il caso di pasturare con quello che i pesci trovano in maniera tra virgolette artificiale, fatto da altri pescatori. Di conseguenza cosa ho detto? Qua ci pescano col pane, ci pasturo col pane. Poi non è importante che mi venga sotto il cefalo, che mi venga sotto lo sparlo o il sarago. L'importante è creare una situazione di confusione alimentare, dove poi magari la nostra orata viene attirata e mandata in frenesi alimentare, e di conseguenza poi sarà lei a mangiare il nostro lombrico. La canna e il mulinello che vedrete nel mio video non è sicuramente da prendere da spunto, perché non è una canna slim, medium o quant'altro. Ho scelto tra le mie canne una canna strong, che uso generalmente per pescare col vivo, per stare tranquillo. Pesco tranquillo su un mulinello, adesso a memoria mi sembra che ci sia un 22 o un 23, quindi un filo non troppo spesso, non troppo sottile, che mi ha permesso di fare queste pescate in maniera tranquilla, gestendo quello che era da gestire. È una canna sì un po' pesante, magari da tenere in mano. Io ho fatto pescate generalmente di 2, 2 ore e mezza, 3 al massimo penso di essere arrivato in 3 ore, in 3 volte che sono andato, e quindi è una cosa tutto sommato gestibile, anche perché poi comunque mi sono portato dietro un cavalletto, non è una canna anni 80-90 da 300 kg, quindi ho optato per questa scelta tecnica, tra virgolette, per la mia canna, ma anche qua non prendetela sicuramente come esempio. È un'esca tutto sommato dove è facile incappare in piccoli pesciolini. Vedrete nel video tantissimi rilasci di orate piccole di altri pesci piccoli, e di conseguenza una regola fissa nella pesca è: quando iniziamo a vedere che con la nostra montatura prendiamo dei pesci piccoli, basterà aumentare l'amo, la grandezza dell'amo. Questa qua è proprio la prima regola generale della pesca, quando si parla di cerchiamo di non prendere pesci piccoli. E detto questo, la seconda regola generale è 10 orate piccole non ne fanno una grande. Quindi, come vedremo nel video, tantissimi rilasci, ma prima o poi il pesce bello esce, e testimonianza questo video che è puramente un esperimento a tempo perso e a tempo libero che ho avuto in questo periodo. Infine, per testare, visto che si parla di un esperimento, per testare l'efficacia di questo lombrico, ho voluto provare sia di mattina che di sera, tra virgolette, tramonto, per verificare che non ci sia un determinato momento, anche perché ero nello stesso punto in situazioni diverse della giornata, apposta per vedere un attimino se è stato un caso o meno.
Le pescate sono andate più o meno tutte lineari, anche perché non c'era tra l'altro grandi condizioni di acqua torbida, corrente, era più o meno sempre la stessa situazione in giorni diversi e di conseguenza direi che come esperimento, tutto sommato, è andato bene e sono stato molto sorpreso. In questo mondo dove ormai i vermi hanno dei prezzi pazzeschi, direi che il lombrico è un'ottima soluzione per le pescate, come ho fatto io, dove abbiamo poco tempo, vogliamo divertirci. Detto questo, io come sempre vi ringrazio e, come vi dico sempre, continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale Ligurian Fishing Adventure perché le avventure non finiscono mai. Speranze, almeno per ora. Il caldo sole pomeridiano mi convince a tornare al campo. Ma sulla riva ha visto due delle mie guide che trascinano qualcosa sulla sabbia. Hanno fatto un'insolita scoperta. L'ho trovata tra la vegetazione. Questa canale è, a modo suo, un mostro del fiume.